centro nuoto Rosà non solo d'inverno ma anche d'estate è un punto di riferimento per le famiglie. In realtà la stagione estiva, appena iniziata, ha conosciuto 8 anni fa il proprio battesimo ufficiale e da quell'anno l'offerta è sempre aumentata. Questa piscina è stata inaugurata nel 2002 ed è stata ogni anno via via arricchita di fiori, di piante e di attività di giochi per i bambini. Il nostro target sono le famiglie e le coppie single che cercano un ambiente accogliente, pulito e tranquillo. Ma andiamo a capire nello specifico quando inizia e quando termina la possibilità di usufruire delle piscine esterne e qual è la dimensione totale del parco acquatico. L'attività esterna inizia il 1° di giugno e termina il 30 di agosto. Una stagione molto corta dovuta essenzialmente al nostro clima. Questo ci dà modo di far godere a tutti i nostri clienti un bellissimo giardino fiorito, sono 14.000 metri di verde dove si può prendere il sole in assoluta pace e tranquillità. I nostri biglietti da visita sono la pulizia dell'impianto, la sicurezza, l'igiene e la massima tranquillità. Il target dei clienti del centro nuoto Rosà, specialmente d'estate, è ben definito. Pochi schiamazzi, sicuramente tanto divertimento per i bambini e la possibilità di rilassarsi per i genitori. Noi accogliamo appunto un gran numero di famiglie, soprattutto la mamma con i bimbi, perché sanno che qui possono vivere un ambiente in piena sicurezza. Le mamme hanno questa certezza, sanno che portando quelli che sono i loro figli trovano un ambiente comunque pulito, come quella che è la filosofia dell'impianto, ma soprattutto sicura. Io ho 4 figli e tutti e 4 vengono in piscina. Diciamo che 3 frequentano la piscina assiduamente perché sono nel gruppo dell'agonistica. Il piccolino ha solo 3 anni, per cui prossimamente. Ecco che poi gli utenti si affezionano al centro e famiglie intere lo frequentano praticamente tutti i giorni. Al centro nuoto Rosà l'attenzione per i più piccoli non manca, anzi il parco giochi per i bambini è una delle nuove offerte estive. In esterna abbiamo arricchito dei giochi per i bambini per essere sempre più attraenti per le famiglie che hanno bambini piccoli. Stiamo completando i lavori per un'area benessere che verrà inaugurata nel periodo di settembre e quindi stiamo ripristinando il parco estivo per ripristinare il verde. Per quanto riguarda i numeri, domenica a parte in cui si registra il pienone, i giorni infrasettimanali rimangono i più tranquilli. Nelle domeniche di sole precedute da una bella settimana di caldo riusciamo a fare le 1300-1400 persone. Durante la settimana ci sono le 300-400 presenze. A gestire un impianto di tali proporzioni c'è uno staff numeroso e qualificato. Ecco ad esempio quanti sono gli assistenti ai bagnanti. Durante la settimana diciamo che l'organizzazione si sviluppa in 4 assistenti operativi a livello di piano vasca, oltre a quella che è l'organizzazione interna e di direzione e di segreteria. Nei giorni dove si prevede una maggiore affluenza arriviamo ad essere 5 assistenti operativi più 2 o 3 addetti ai lettini e quindi a tutte quelle manovre di organizzazione del piano vasca che l'assistente per responsabilità non può effettuare, fermo restando tutto quello che è l'organigramma della segreteria e della direzione. E gli utenti gradiscono tutto ciò, in particolare la sicurezza con cui i più piccoli possono divertirsi costituisce una delle perle del centro natatorio. I bimbi giocano, si divertono ma allo stesso tempo non rischiano di farsi male. L'ambiente è grande, consente diverse attività e tutto questo grazie al controllo di noi assistenti bagnanti e comunque tutta la struttura dell'organizzazione, per cui principalmente andiamo ad accogliere questo tipo di utenza che comunque lo gradisce, ce lo fa capire ed è entusiasta per questo.